12 pregiudicati sono stati fermati dalla polizia a Crotone nell'ambito di una vasta operazione antimafia denominata Idra. Gli indagati, che appartengono tutti alla cosca Vrenna Ciampà Bonaventura, dovranno rispondere a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, armi, estorsione, atti intimidatori e danneggiamenti, nonché di traffico di droga. L'operazione avrebbe consentito di sventare un attentato ai danni del PM Pierpaolo Bruni. Un pregiudicato, Sandrino Greco, 36 anni, è morto nella notte a Rossano dopo un inseguimento per aver forzato un posto di blocco. L'uomo viaggiava su un fuoristrada rubato. Nella fuga ha imboccato una strada senza uscita ed ha speronato l'auto dei carabinieri. I militari sono scesi ed hanno sparato alcuni colpi di pistola in aria, ma Greco ha tentato di investirli, così si sono gettati a terra e hanno sparato altri colpi, uno dei quali ha ucciso l'uomo. Una busta contenente polvere nera da sparo e pallini di fucile è stata inviata al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa. La busta è giunta ieri al comune tramite posta ordinaria. Al momento di aprirla, gli addetti si sono accorti della polvere nera e, insospettitisi, si sono bloccati ed hanno chiamato la polizia. Un episodio analogo era accaduto il 19 agosto dello scorso anno. Sono 2 i ricercati per il duplice omicidio di Crotone in via Cappuccini, dove hanno perso la vita i fratelli Grisi, originari di Cutro. Insieme a Gianfranco Giordano, che gli inquirenti ritengono l'esecutore materiale della strage e che avrebbe manifestato l'intenzione di costituirsi, la polizia è sulle tracce di un terzo uomo che avrebbe accompagnato il killer sul luogo del delitto. Per la strage finora c'è stato solo un arresto, per favoreggiamento, quello di Mario Citati. Sono giunti alla DDA di Catanzaro gli esiti dell'ultima perizia sulla situazione dell'inquinamento dei fondali marini al largo di Cetraro, acquisita nell'ambito dell'indagine sulla nave dei veleni. La procura era in attesa di questi ultimi accertamenti per la definizione dell'inchiesta, che dovrebbe essere archiviata. Dagli accertamenti è emerso che il relitto indicato dal pentito Francesco Fonti non era del Kunski, ma della nave Catania, affondata nel 1917, e che a bordo non c'era traccia di rifiuti. Abbiamo deciso di impugnare il decreto sul federalismo fiscale per chiederne l'annullamento. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, che ha lanciato l'allarme contro il provvedimento del governo. Voglio sottolineare, ha aggiunto, le gravi conseguenze del provvedimento per gli enti locali. Si tratta di uno strumento che provoca la disarticolazione del paese e che non può essere accettato. Il prossimo anno, inoltre, i tagli si raddoppieranno. Il Museo Storico Militare di Catanzaro ha ospitato ieri la cerimonia per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia alla presenza dell'atleta di Formia Michele Maddalena. L'atleta sta percorrendo a piedi l'Italia, facendo tappa nella città capoluogo calabrese. Presente la presidente Wanda Ferro, che ha consegnato all'atleta il crest di legno con il simbolo della provincia. È giunto a Crotone, in occasione della giornata della cultura sportiva per le scuole della Calabria, Gianni Rivera, presidente del Movimento per l'Etica e la Cultura dello Sport. È stata così presentata agli alunni delle scuole secondarie di primo grado calabresi la quinta edizione delle giornate della cultura sportiva, che si stanno svolgendo in ogni regione con la finalità di creare un network tra il mondo della scuola ed il mondo sportivo. Sono stati eliminati entrambi nella seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show in onda su Canale 5, i 2 concorrenti crotonesi, il cantante Antonio Mungari e il ballerino Riccardo Riccio. In particolare il cantante è stato eliminato ad inizio puntata, mentre il secondo in chiusura, soprattutto a causa della modifica del regolamento attuato dalla produzione del programma, che ha limitato il peso del televoto, dando più discrezionalità alla scelta dei giurati.